Cari telespettatori, eccoci arrivati al momento di approfondimento degli scenari internazionali dal punto di vista economico-finanziario. Quindi non poteva non essere con noi Stefano Zara, esperto, super esperto di finanza ed economia. Grazie di essere arrivato. Buonasera. Buonasera. Allora, che scenari non certo felici, ma noi quando mai siamo stati abbiamo detto contenti. Siamo in un momento tranquillo e felice, ce n'è sempre una. Perché che eravamo fuori onda, lei mi stava facendo un excursus. Per voi economisti, esperti di finanza, quali sono stati i periodi più neri del nero in assoluto? Così vediamo questo che possa essere. Ma noi ci ricordiamo solo, come ovviamente abbiamo la memoria del risparmiatore, quindi ti ricordi solo gli anni e i periodi bui. Quindi parti dal 93-94, crisi valutaria, crisi del debito italiano, 96 crisi delle tigri asiatiche, 98 una combinazione tra crisi russa e lo scandalo Levinsky. Ah sì, c'è stata anche quella, che l'abbiamo anche scordata. L'abbiamo scordata. E 2001 fino al 2003 scoppio della bolla.com, no? E 2008 il grande scandalo, quello che ovviamente ha fatto più paura a noi, che è il fallimento di Lehman Brothers, perché sembrava proprio in quei giorni che nemmeno il cuore, il cervello del sistema avesse la percezione di quello che stava accadendo. Quindi avete preso anche un bel po' di paura? Sì, assolutamente. Cioè a quel punto noi abbiamo preso il risparmio, sembrava che tutto il mondo della finanza stesse, che tutto quello su cui avevamo ragionato fino a quel giorno stesse per finire. No. E ce ne sono state altre, ma quello è una crisi che ha segnato più di altre. Più quindi di quella del 2001? Più quella del 2001, più quella delle Torri Gemelle, che è stato un evento clamoroso, devastante, ma esogeno. I mercati finanziari digeriscono molto velocemente le crisi esogene, quindi legate a guerre, quindi, cioè per intenderci, naturali, le riescono a digerire. Le digeriscono velocemente, si chiamano crisi a via, Ugo, insomma, crolli repentini molto forti, ma ripartenze altrettanto forti e virulenti che fanno tornare le quotazioni ai livelli precedenti. I mercati digeriscono tutto. L'unica cosa per cui... Che vuol dire, cioè, gli investimenti, la finanza, l'andamento delle borse, il mercato insomma. teme più di qualsiasi altra cosa la crisi di liquidità. Ecco perché Lehman Brothers è stato potenzialmente devastante, no? Perché colpiva il cuore del sistema, colpiva il credito, che è sostanzialmente il sistema attraverso il quale la finanza le famiglie, le imprese, è come se un organismo, è l'infarto, no? Per quanto riguarda l'essere umano, no? Abbiamo rischiato l'infarto su Lehman Brothers, con Lehman Brothers. Quindi quando il mercato diciamo, assorbe tutto con una certa velocità, quello che non riesce ad assorbire è proprio quando manca al suo interno la capacità di trasferire, muovere, appunto quando manca la liquidità. Un sistema finanziario si regge sul transito, sul flusso, sulla circolazione della liquidità. Ma quindi vuol dire che quando c'è un momento non circola il denaro, quindi i consumatori hanno paura, cerco di mettere in una situazione non fanno spese importanti, però vorrebbero fare investimenti che diano garanzie per il periodo di incertezza, potrebbe esserci crisi di liquidità? No, la crisi di liquidità è quando grandi istituzioni finanziarie, Lehman Brothers, ma qualche anno prima il fallimento del Long Term Capital, quel grande hedge fund americano che diede la stura allo scoppio della bolla.com, no? O Enron, quando una grande istituzione finanziaria si perde il contenuto, insomma, il contenitore si trova vuoto, quando grandi masse di liquidità, chiamiamolo così, a quel punto non esistono più. Il mercato teme più di altre cose quello. Oggi abbiamo un mercato finanziariamente ricco di liquidità. Questo almeno ci può consolare. Il mercato finanziario oggi gode di grande salute e le aziende che operano nel mercato finanziario, quindi essenzialmente gli istituti di credito, che non abbiano mai goduto di così buona salute come adesso.
quindi la crisi finanziaria 2008-2009 in poi ha cambiato i paradigmi del credito, è cambiato il modo in cui l'azienda si relaziona con la banca, non è stato piacevole nemmeno per le aziende, credo. Noi quando parliamo diciamo che le banche hanno stretto i cordoni della borsa, pensiamo a finanziamenti che sono stati quindi, tra virgolette, resi più difficili, ecco, usiamo un termine, anche se è un termine improprio, un accesso al credito che ha preteso che le imprese si strutturassero. Anche oggi accedere al credito con la nuova normativa che impone i famosi adeguati assetti, se tu vuoi presentarti in banca e chiedere soldi di prestito, la tua banca deve essere strutturata in un certo modo. E questa strutturazione... Cioè la banca deve essere strutturata in un certo modo? No, tua azienda. Ecco. Alle banche è stato chiesto prima di strutturarsi in un certo modo per poter E l'hanno fatto, però la tua azienda devi essere... Adesso si chiede anche alle imprese di essere strutturate in un certo modo, di presentarsi in banca con non solo il biglietto da visita di dire chi sei, cosa fai, ma la banca ti chiede i flussi di liquidità, quanta cassa hai, che previsioni hai per il tuo futuro, come ti poni sul tuo mercato. Sono tutte cose che l'imprenditore ha considerato fino a ieri come richieste improprie, no? Ma come ti fai gli affari miei? In realtà esatto. No, la banca oggi si mette al tuo fianco, almeno questa è la enunciazione di capacità, ma proprio perché si mette al tuo fianco vuole condividere anche un percorso di reciproche informazioni, no? Io mi metto al tuo fianco, ti do anche dei servizi che fino a ieri nemmeno sognavi che io banca potessi darti, però te li faccio pagare. Però te li faccio pagare e soprattutto voglio capire se tu imprenditore sai esattamente quello che vuoi, insomma, se sei un imprenditore degno di... Se giochi buone carte. Se giochi buone carte, se sei padrone del tuo mercato, se soprattutto sai guidare bene quell'auto che è la tua azienda, quindi sei padrone del tuo mezzo. Quindi a fronte di tutto questo si è creata una situazione di maggior controllo e maggior certezza, perché tutto è più verificato e altrimenti non ti faccio neanche finanziamenti, la banca non si espone. No. Quindi c'è meno rischio di precipitare teoricamente in un'altra debacle finanziaria. Sostanzialmente è un panorama più sano sulla carta, più sano. Più complicato perché noi abbiamo, a differenza di altri paesi, anche minor rapporto dal pubblico, abbiamo un sistema di finanziamento che non sia quello bancario più complicato, cioè le aziende è vero stanno disintermediando, cosa vuol dire? Cercano denaro al di fuori dei canali tradizionali che sono stati fino a ieri le banche, quindi le aziende si approvvigionano di liquidità, di apporti quotandosi in borsa, o non solo sul mercato italiano, ma ci sono fior di aziende italiane che sono quotate in altri mercati. Si rivolgono a investitori privati, fondi o famiglie di investitori che desiderano mettere la loro liquidità e partecipare alla mia impresa. Ecco. Quindi tutta una serie di nuovi canali, i fondi, i PIR, sono stati un tentativo che adesso, tra alti e bassi, adesso sono tornati un po', tra virgolette, di moda, strumenti che vorrebbero mettere a disposizione quella gran massa di risparmio che detengono le famiglie italiane e mettere una parte, quantomeno, a disposizione anche del tessuto che sostiene il nostro paese, che è il tessuto delle piccole e medie imprese. Ma a fronte di questo quadro, che non dovrebbe essere poi così inquietante allora, no. Giusto? Anzi. Però le persone di fatto invece, i cittadini, sono un po' inquieti perché vedono un panorama internazionale che non è proprio dei più felici e gioiosi, molto instabile, dove ci sono dei grandi player che si muovono e il cui movimento può destabilizzare molto l'economia. Cioè, faccio l'esempio, la Germania sta risentendo della crisi dell'auto, eccetera, è ancora in crisi totale, in deflazione addirittura se non erro. Questo avrà indubbiamente un impatto anche sulla nostra economia, perché noi siamo fornitori di tutti quei componentistica del mercato dell'auto. Allora, noi ricordiamo che i mercati finanziari sono coordinati in maniera anticipatrice rispetto all'economia, scusami. Quando l'economia va molto bene, di solito i mercati finanziari non vanno così bene perché si aspettano che questo momento di espansione finisca e quindi anticipano, vanno male, si mettono sulla difensiva. Oggi siamo in una situazione in cui c'è più crescita di quella che era nelle previsioni degli analisti. Gli Stati Uniti crescono di più,
Il mercato del lavoro americano, gli ultimi dati, quelli di settembre, sono migliori di ogni aspettativa. Adesso aspetteranno quelli di ottobre per avere, però sia le banche centrali americane sia quelle europee ai tassi attuali hanno molto margine per poter fare i tagli successivi e mettere liquidità ancora sul mercato. Quindi quei margini ci sono. Ci sono, per dare liquidità al mercato. Quello che teme il mercato è non avere liquidità, quindi il mercato è sereno e dice, beh, mal che vada, le banche taglieranno i tassi, il denaro tornerà ad essere molto conveniente e quindi non c'è un problema di liquidità nel sistema. Però le banche, i famosi tassi, di cui abbiamo parlato un sacco di volte, di cui tanti telespettatori preoccupati ci scrivono, non sono stati poi tagliati come ci si aspettava, per cui questo ha frenato anche gli investimenti, i finanziamenti. Sì, no? Dobbiamo pensare che il livello precedente era un livello non normale, i tassi negativi erano un'anomalia assolutamente, i tassi attuali sono, tra virgolette, nella normalità storica. Ok, quindi adattarsi, questi sono i tassi. Questi sono i tassi, scenderanno di poco, ma è giusto che siano a questi livelli. Questo consente al mercato di stare in un certo equilibrio. Ti faccio un esempio molto banale, i mutui a tasso fisso oggi, sono già intorno a 2,5, sì, tasso fisso, quindi è un tasso, tra virgolette, buon tasso, un tasso, molto termine, ma un tasso di equilibrio. Ecco. Quindi mi viene da chiedere, se i tassi sono scesi, sono un buon tasso, quindi vuol dire, facciamoci una ragione, questi sono, non si arriverà più. Questi sono e difficilmente scenderanno. I mercati sono tranquilli, eccetera, perché gli esseri umani sono inquieti. Perché fa parte della nostra natura, ovviamente. Un po' c'è, no, fa parte della nostra natura. Tutto quello che ci circonda, la maggior parte delle notizie di cui entriamo in contatto sono notizie ovviamente di crisi, di guerre, di tensioni. Sì, sono abbastanza inquietanti. E mai, credo, mai come in questo periodo. Questo sembra apparentemente non impattare sui mercati finanziari. E questo stupisce anche a me. Bastava molto meno nel passato per generare una crisi finanziaria anche, tra virgolette, temporanea, ma generarla. Credo sostanzialmente che siano cambiate tre cose rispetto al passato. La mole di denaro in circolazione, cioè il mondo si è finanziarizzato in una misura tale che ovviamente non ha confronti con il passato e questa finanzia si è in mano a pochi player. Faccio un esempio, uno dei fondi... Che non è una cosa fantastica. Che non è una cosa, però è capitato. È capitato, vuol dire che ci sono istituzioni finanziarie, soprattutto statunitensi, che detengono, amministrano ricchezza che è pari al PIL dell'Europa più la Cina, più la Russia, scusa, più qualcos'altro. Quindi c'è la Cina e 10-15 anni fa la Cina non era economicamente così predominante. La Cina ha bisogno di un mondo in cui il commercio sia... non trovi barriere, insomma, certo. Però è vero questo, ancora, però la Cina però è in crisi, il mercato del lusso ad esempio sappiamo che è in crisi, perché i cinesi non sono un mercato e si sono un po'... l'Europa non consuma, quindi... Ma allora non sottovalutiamo la saggezza di quel paese, ma anche la saggezza degli altri, queste grandi aziende hanno anche un grande, tra virgolette, vantaggio di poter avere tra le loro file le migliori teste che oggi girano in circolazione. Perché quando BlackRock fa delle previsioni di crescita, quando le banche cinesi fanno delle previsioni di crescita, non lo fanno perché il regime consiglia loro che è meglio fare A piuttosto che B o fare una cosa piuttosto che B, ma perché al loro interno hanno una capacità di analisi e previsionale che utilizza il meglio delle risorse umane che c'è oggi sul pianeta. Intelligenza artificiale. Microsoft, ma non solo quella artificiale, ma quella c'è, indubbiamente importante, perché analizza e sintetizza una molteplicità di... Anche questo, l'intelligenza artificiale utilizzata nell'analisi dei dati, è importante, ma ti faccio un esempio anche molto banale. Nel 2003-2004
se avessimo avuto gli stessi strumenti di intelligenza artificiale di cui disponiamo oggi e questi strumenti fossero stati, è un esempio che ha fatto un ingegnere del Politecnico, quindi lo prendo ad esempio, ma è calzante. Se tutti questi strumenti di analisi che abbiamo oggi fossero stati riportati nell'industria dei telefoni nel 2003-2004 e un'azienda avesse potuto decidere i programmi di sviluppo in base a tutti i dati di cui disponiamo oggi, il telefono sarebbe stato microscopico. I telefoni dei primi anni 2000, ti ricordi, erano piccolissimi. Sì, è verissimo. Arrivò un'azienda che cambiò completamente le regole, che si chiamava Apple, e fece un telefono che nessuno avrebbe mai immaginato, più grande, sempre più grande, senza tasti, cioè l'intelligenza artificiale ti mette a disposizione una cronologia dei dati e in base a questa cronologia arriva a delle deduzioni, ma è poi l'inventiva dell'uomo che cambia le regole. Certo. Questa l'intelligenza artificiale non arriverà mai. L'inventiva è una prerogativa nostra, ecco perché le nostre aziende, se sapranno fare buon uso anche dell'intelligenza artificiale, consolideranno la propria leadership. Quindi voi esperti di finanza e di economia non temete l'intelligenza artificiale, che lavorando su algoritmi eccetera, qual è il plus allora che no, è uno strumento di analisi fantastico, chatbot anche per... Cioè vi è di supporto anche a voi, è supporto, però ma non va. Immagina anche uno studio legale che abbia bisogno di fare una analisi, una ricerca, e quindi possa disporre di tutta la legislatura che riguarda uno specifico ambito. Certo. Questo semplifica, accorcia i tempi, ti dà una capacità di analisi eccezionale. Poi alla fine, per ciò che riguarda l'uomo, è insostituibile perché non è dell'intelligenza artificiale libero arbitrio. Chiaro, questo apriamo un capitolo, magari lo trattiamo anche prossimamente perché è molto interessante. Però per tornare a Bomba Noi e quelle che sono un po' le istanze che anche i nostri telespettatori ci hanno chiesto, c'è paura, però non è necessario, non è il caso di averne, perché tutto sommato siamo su uno strato abbastanza tranquillo, giusto? Diciamo che ma che cosa deve fare il piccolo investitore? Allora c'è una cosa che abbiamo detto ripetutamente, che non c'era fino a un paio di anni fa, ossia che gli investimenti che hanno una ridotta componente di rischio, e parlo degli obbligazioni, dopo il periodo degli rendimenti negativi, oggi danno rendimento. Se voglio entrare nei mercati finanziari azionari, quelli che oggi prospettano le quotazioni più alte, perché gli Stati Uniti sono ai massimi storici, è consigliabile farlo, visto che nessuno di noi, se è serio, fa previsioni sul domani. Noi analizziamo i dati, in base a questi pensiamo che ci sia ancora spazio per i mercati per poter progredire. Perché? Perché crescono in base agli utili, in base ai consumi, in base a ma il modo più corretto è di entrarne a rate, con ingressi periodici che possono far rappresentare anche un calo di mercati come opportunità. Cioè io devo poter entrare in maniera sistematica. La sistematicità ti mette al riparo da tanti. Il mercato finanziario non è un casino, appunto oggi, e speriamo che mi vada bene. No. Infatti, molti magari e molte volte abbiamo visto che la diversificazione è un ombrello molto piccolo. Quindi diversificarsi, può restare sui mercati, diversificare. Mercato obbligazionario, ma soprattutto entrare nei mercati azionari in accumulo, entrare ogni mese, ogni 3 mesi, scegliere di entrarci un po' alla volta, di mangiare con dei prodotti che sono creati apposta. Siamo arrivati al termine, solo una domanda fulminante. Oro sì, oro no, il famoso lingotto. Ma oro non è un bene rifugio, è un bene loculo. Non ha nessun quando parli, io parlerò solo male dell'oro. Va bene, infatti era giusto per capire. Faremo le altre domande nella prossima occasione, naturalmente. Grazie a Stefano Zara di essere stato qui con noi. Cari telespettatori, io vi ringrazio di averci seguito. Naturalmente continuate a scriverci, rivedete la puntata su YouTube ma anche sul nostro sito. Vi auguro una buona serata e noi ci vediamo presto. Grazie anche ai nostri ospiti.